Buonasera, benvenuti a 8:30, buonasera, benvenuta Giulia Sarti, deputata del Movimento 5 Stelle, buonasera, benvenuto Enrico Costa, vice ministro della giustizia del nuovo centrodestra NCD. Allora, la nuova legge sul voto di scambio mafioso ci si chiede se sia un regalo alla mafia, come anche oggi hanno urlato in aula i 5 Stelle, oppure se è un passo avanti come dicono il governo e i magistrati. Subito dopo la pubblicità. Onorevole Sarti, oggi molti dei suoi colleghi al Senato hanno urlato fuori la mafia dallo Stato e anche Grillo ieri ha detto che con questa legge, sancisce il passaggio legale tra Stato e mafia. Ci spiega perché? Io innanzitutto ringrazio perché è un piacere per me essere qui con il relatore dell'incostituzionale Lodo Alfano, era uno dei miei sogni, quindi grazie. E sul 416 ter... No, lei ha proprio fatto un complimento, Vice Ministro. Devo dire che il relatore viene nominato dal Presidente della Commissione, io ho istruito il provvedimento, lo ha votato il Parlamento e quindi io ritengo anche che quel provvedimento avesse dei profili dal punto di vista del merito condivisibili, poi chiaramente rispettiamo la sentenza della Corte Costituzionale. Forse era meglio pensarci prima, visto che c'era già stata la Cassazione del lodo Schifani, prima ancora del lodo Alfano. Comunque non siamo qui per parlare delle immunità, ma siamo qui per fortuna a parlare di altro, perché quella parentesi è stata cancellata. Sul 416 ter il governo in questo momento sta mandando un messaggio chiaro, prima delle elezioni europee del 25-26 maggio. Cari colleghi, fate accordi con chi vi pare, non vi preoccupate, perché tanto anche se vi beccano, in carcere non ci andate. Perché con questo 416 ter, con pene minime da 4 a 10 anni, in carcere non ci va nessuno. E non lo dice Giulia Sarti, lo ha detto anche Nicola Gratteri lunedì sera in Commissione Antimafia.